La morte di Ermanno Olmi, il cinema piange uno dei più grandi registi che viveva ad Asiago, cordoglio in tutto il Veneto, la città dell'Altopiano proclama il lutto cittadino per i funerali. I 3 commissari liquidatori di Veneto Banca, indagati dalla procura, esposto partito da una società azionista di Roma sotto la lente degli inquirenti, le scelte del loro mandato che danneggerebbero i risparmiatori. A Roma un'altra giornata di consultazioni e voto per il governo, Movimento 5 Stelle e Centrodestra non trovano l'accordo, torna lo spettro del voto, ma il Colle vuole un governo di tregua e potrebbe rigiocare la carta Casellati. Momenti di paura per il patron del Milano Summer Festival, Paolo Favaretto, sorpreso i ladri in casa, viene aggredito dai banditi, le sue parole ai nostri microfoni. Lavoratori sfruttati e sottopagati, coppie di imprenditori agricoli padovani, arrestata dai carabinieri, decine di clandestini nella rete dei due. L'inchiesta contro di lui per apologia di fascismo è stata archiviata lo scorso novembre, ora Gianni Scarpa ha riaperto la spiaggia a Punta Canna di Sottomarina e i riferimenti al regime ancora una volta non mancano. Le penne nere del Veneto pronte al grande appuntamento dell'adunata nazionale degli alpini di questa settimana, l'onda festante in partenza per Trento. Buonasera e ben ritrovati, edizione regionale dei notiziari di Antenna Tra Nord-Est, lo avete sentito dai titoli, il caso Veneto Banca in primo piano, tutti e 3 i commissari liquidatori di Veneto Banca, Alessandro Leprò, Giuliana Sconamiglio e Fabrizio Viola risultano iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Treviso a seguito di una denuncia di una società romana azionista dell'ex Popolare. Lo ha precisato la stessa Procura dopo che si era diffusa la notizia dell'iscrizione del commissario Sconamiglio. Si tratterebbe di un fatto circoscritto che non coinvolgerebbe il lavoro generale svolto dai commissari per la liquidazione dell'Istituto di Montebelluna. I 3 erano stati nominati nel giugno 2017 da Banca Italia dopo il decreto del Consiglio dei Ministri che aveva definito la cornice della liquidazione ordinata con intervento pubblico delle 2 banche venete, Popolare di Vicenza e Veneto Banca. Rata di un prestito da 5 milioni di euro e ritardo nel pagamento dei contributi ai dipendenti. Questa la situazione che ha aperto la crisi in Pasta Zara, primo esportatore italiano nel settore, una situazione che però a Riese sembra impensierire meno rispetto ad altre crisi come ad esempio quella delle banche venete. Si parla di Pasta Zara. Qualcosina, ma non più di tanto, insomma, si sente che c'è un po' di crisi, ma più di quello non so. Si parla non di so banche. Di banche, quello sì, senz'altro. Il commento dal gestore di uno dei bar più frequentati a Riese, paese di Pio X, del Cardinale Monico e di Pasta Zara, dal 1898, come recita il cartello fuori dallo stabilimento, simbolo della famiglia Bragagnolo e esempio di azienda del mitico Nord-Est. E sarà per questo che in fondo nessuno crede veramente nella crisi societaria, nel concordato presentato in tribunale, ma soprattutto che non ci sia più la garanzia per i posti di lavoro. 500 tra stabilimento trevigiano, quello triestino di Muggia e quello di Rovato nel Bresciano. Tutti però accomunati dal disastro banche venete che se ai piccoli ha spazzolato i risparmi, ai grandi ha chiuso i rubinetti del credito garantito da azioni diventate carta straccia. Ecco perché Pasta Zara non riesce a pagare la rata del prestito da 5 milioni di euro ed è in ritardo con il versamento dei contributi per i dipendenti. Una situazione che i sindacati CGIL e UIL sapevano da tempo. Come organizzazioni sindacali eravamo già al corrente di una situazione un po' di difficoltà dal punto di vista finanziario. L'azienda non ha sicuramente delle problematiche dal punto di vista del lavoro, perché il settore alimentare è un settore trainante, come sappiamo, anche della nostra economia. Infatti tutti sono convinti che il vulcanico presidente Furio Bragagnolo troverà una soluzione per la quale tutti, ad iniziare dalla Regione, stanno dimostrando sostegno e partecipazione. Io tifo perché si risolva il problema, il concordato in continuità non vuol dire chiudere l'azienda, la Regione è a disposizione per quello che può fare, ad esempio sul fronte della finanziaria regionale. Sappiamo che è un'azienda sana e che produce redditività, cioè produce utili. Dall'altro una posizione debitoria sulla quale ci sarà inevitabile un confronto per capire di uscirne. E già le voci dall'azienda parlano di trattative con nuovi investitori pronti ad entrare in un affare mondiale, visto che Pasta Zara esporta in tutto il mondo, anche se, e questo è il vero timore, la svolta potrebbe far ammainare il tricolore che sventola sui silos. E al bar c'è già chi ipotizza che il caso Pasta Zara sia null'altro che il primo di un tentativo complessivo di far grippare il motore economico veneto attraverso le banche. Certo è che se non avessimo avuto il crack delle banche molto probabilmente oggi non si parlerebbe della partita del concordato di Pasta Zara.
Ed ora la notizia della morte la scorsa notte all'ospedale di Asiago del regista Ermanno Olmi. Vediamo. Lutto nel mondo del cinema. Si è spento nella notte all'età di 87 anni all'ospedale di Asiago il regista, sceneggiatore e scrittore Ermanno Olmi dopo una lunga malattia. L'uomo, poeta dell'immagine, visionario bergamasco di origine, da anni si era trasferito ad Asiago nella contrada Valgiardini. Venerdì era stato ricoverato d'urgenza nel nosocomio dell'altopiano. Accanto a lui, sino all'ultimo, la moglie e i figli, e Asiago in lutto cittadino proclamato dal sindaco Roberto Rigoni Stern. Fortissimo il legame di Olmi anche con Bassano del Grappa, dove nel 1982 aveva fondato la scuola di cinema Ipotesi Cinema, affiancato dal collega e coetaneo bassanese Tony De Gregorio, che aveva sfornato professionisti eccellenti. Un amore smisurato per l'altopiano, da cui tanto aveva attinto una ricerca attenta, minuziosa dei misteri racchiusi nell'animo umano. Pipì! Hai paura? Nelle sue pellicole i dialoghi introspettivi, le storie, i drammi, le emozioni filtrate attraverso l'ambiente che lo circondava. Un'attenzione per il paesaggio sin da giovanissimo, prima nei suoi documentari, poi trasposta nei film. Sempre presente il binomio terra e uomo, come amava sottolineare lo stesso Olmi. Se la terra ha prodotto questa meraviglia che è la natura e siamo noi, è chiaro che dobbiamo essere, come dire, in alleanza con questa bellezza. Quell'amore per la terra e per la montagna, quella fede profonda che ricorda anche il religioso bassanese Giuseppe Stoppiglia, che ben aveva conosciuto Ermanno Olmi. Olmi era un grande credente e quindi lavorava sempre attraverso una parola che era la parola di Dio, cercava di trasformarla attraverso gli atti che lui riprendeva in profezia. È in atto un'azione congiunta di tutto il fronte italiano per sferrare un attacco di sfondamento su tutta la linea. Prestigiosissimi riconoscimenti: nel 2008 Leone alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia, l'ultimo capolavoro nel 2014 Torneranno i prati, ambientato nelle trincee sull'altopiano di Asiago, che ha vinto 8 Davide di Donatello, un Nastro d'argento e un Globo d'oro. Ed ora ci spostiamo a Padova, dove più di 200 persone temono per il loro posto di lavoro per la chiusura del sito Comdata. Sentiamo. È una crisi enorme per il Veneto. Comunque Comdata è l'unico call center in outsourcing presente oggi a Padova, ha 204 lavoratori, e perdere questo posto di lavoro direi che è estremamente complicato oggi come oggi. 204 persone vivono improvvisamente col fiato sospeso. Sono i dipendenti della filiale padovana della Comdata, multinazionale del settore dei servizi alle imprese nelle aree dell'assistenza clienti. Sono nella stragrande maggioranza donne. Abbiamo un'età media che si aggira intorno ai 40-45 anni, tutti con la stragrande maggioranza con famiglia a carico. Lavoratori per i quali la chiusura della sede padovana è stata un fulmine a ciel sereno. Nessuno aveva preannunciato una crisi, il lavoro a Padova non manca, i ragazzi stanno lavorando e quindi non si riesce a comprendere la decisione di questa azienda. Rappresentanti padovani si incontreranno a Roma con i colleghi degli altri siti italiani per concordare una strategia comune. Ma noi speriamo di ricondurre l'azienda a più uniti consigli, perché comunque non vediamo come siano conciliabili le operazioni di espansione che stanno facendo nelle altre zone e in tutti i territori con la chiusura di 2 siti in un'azienda che è perfettamente in salute. A Roma un'altra giornata di consultazioni a vuoto per il governo. Movimento 5 Stelle e centrodestra non trovano l'accordo, torna lo spettro del voto che potrebbe essere l'8 luglio, ma il Colle vuole un governo di tregua e potrebbe rigiocare la carta Casellati. Se tutti rimanessero fermi sulle loro posizioni, se Di Maio continua a dire no a Berlusconi, se Berlusconi continua a dire no a Di Maio, tempo da perdere non ce n'è, la parola torna agli italiani, la data di domenica 8 luglio è quella più vicina. Preparate secchiello, paletta o scarpe da trekking, perché di qui a 2 mesi potreste dover abbandonare momentaneamente spiagge e montagne e fare una capatina nel vostro comune per votare, come se il 4 marzo non sia mai esistito.
Lo spettro è sempre più concreto, a meno che l'ipotesi di un cosiddetto governo di tregua non faccia breccia in Parlamento. Ancora una volta, come negli ultimi 60 giorni, la patata bollente è nelle mani di Mattarella. Nessuno dei due contendenti, Salvini e Di Maio, apparentemente vuole le urne, ma la giornata di consultazione odierna li vede d'accordo almeno sulla data dell'estrema ratio, 8 luglio. Un'altra fumata nera al Colle, perché le posizioni dei due schieramenti vincitori del 4 marzo è ferma. Salvini rilancia l'unità della sua coalizione e ribadisce: la disponibilità mia, a nome della coalizione che ha preso più voti dagli italiani, a dar vita a un governo che cominci a risolvere tutti i problemi del Paese. Di Maio è disponibile a formare un governo politico solo con la Lega e con un premier terzo, bocciando un'ipotesi di governo tecnico. È per scongiurare un altro 2011 che abbiamo provato in tutte le forme a dare un governo politico a questo Paese, e se c'è buona volontà si può ancora fare. Se non ci dovessero essere le condizioni per un governo politico in questo Paese, allora per noi si deve tornare al voto. E si deve tornare al voto nella consapevolezza che sarà un ballottaggio. Ma dal Colle la spinta sarebbe quella di un governo di tregua, un governo istituzionale per portare avanti urgenze come la legge di bilancio e i rapporti con l'Unione Europea su temi scottanti, nonché ovviamente la legge elettorale. E allora, tra i nomi, potrebbe spuntare di nuovo la carta di Maria Elisabetta Casellati, un nome che fu accettato dai 5 Stelle quando si chiuse la partita della presidenza del Senato, ma che ora potrebbe tornare in visa dopo gli affondi di Berlusconi contro i grillini. Tutto rimandato alle prossime ore, tutti in attesa che l'agonia finisca in qualche modo, anche eventualmente con un voto sotto il sole dell'estate. Ed ora la cronaca, con un incidente mortale accaduto a Pieve di Cadore. Nello scontro tra due auto hanno perso la vita 2 anziane, feriti una mamma e il suo bambino. Il servizio. Tragedia sulle strade bellunesi. Ieri pomeriggio intorno alle 14:30 il dramma sul ponte Cadore lungo la statale 51 di Alemagna nel comune di Pieve di Cadore. 2 auto si sono scontrate per cause ancora al vaglio dei carabinieri. In una Peugeot viaggiavano 2 donne di 70 e 77 anni, entrambe cortinesi. Nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco che hanno liberato dalla vettura le donne e i tentativi di rianimarle da parte dei sanitari del SUEM, per le anziane purtroppo non c'è stato nulla da fare. Nell'altra auto coinvolta nel sinistro viaggiavano un bambino e la mamma di Domegge. Entrambi rimasti feriti sono stati trasportati all'ospedale dall'Eli Soccorso. Pesanti le ripercussioni al traffico, è rimasto parzialmente bloccato per consentire l'intervento delle forze dell'ordine e la rimozione dei mezzi. Dobbiamo registrare un altro tragico incidente. Stava andando assieme alla Genero alla comunione di una delle nipotine. Tragedia ieri mattina a Povegliano. L'auto guidata dal Genero, appunto 45enne, si è schiantata contro un platano. La vittima è il suocero Mario Borghetto, 77 anni, di Villorba. Era passato a prendere il suocero per andare in chiesa, dove una delle nipotine stava per ricevere la comunione. All'improvviso la macchina, subito dopo un rettilineo, ha sbandato verso sinistra ed è finita contro il platano che costeggia la strada. A perdere la vita Mario Borghetto, pensionato di 77 anni, residente a Villorba. Il grave incidente è accaduto in via Povegliano a Camalò. Ferito il conducente della vettura, una Fiat Punto. Si tratta del Genero della vittima di 45 anni. Forse a causare la tragedia un improvviso malore dell'automobilista, vista l'assenza di segni evidenti di frenata. L'uomo è stato subito soccorso, stabilizzato e portato in ospedale dai sanitari. Nulla da fare invece per il 77enne, nonostante i sanitari abbiano tentato di rianimarlo. È morto poco dopo il gravissimo incidente. Sotto shock l'intera comunità dove viveva il pensionato, conosciuto e stimato da tutti. L'anziano lascia la moglie e 2 figlie. Sul posto del sinistro si sono subito precipitati i vigili del fuoco ed il personale del SUEM 118. La Polizia Stradale di Castelfranco ha deviato il traffico ed effettuato i rilievi. Le operazioni di soccorso sono terminate dopo circa 2 ore. Tentata rapina a casa di un noto imprenditore di Mirano, il drammatico racconto di quelle ore. Da sabato non dormo più, vivo nel terrore, forse avere un'arma serve per sentirsi più sicuri e tutelarsi. L'intervista. I rapinatori l'hanno anche incappucciato in un certo qual senso. Cosa è successo sabato sera? Sì, mi hanno messo un asciugamano in testa e io dall'istinto mi sono girato di botta, li ho come buttati via da me. Voci
Voce tentennante, mani che tremano e ancora stravolto e turbato Paolo Favaretto, l'imprenditore di Mirano che sabato sera al rientro dal lavoro ha affrontato i due banditi che l'hanno aggredito all'improvviso nell'imboscata a scopo di rapina nella sua casa di Scaltenigo, come racconta lui stesso. Sono arrivato a casa circa alle 8, mi sono messo a cenare, guardavo la TV e ero a casa da solo. Dopo un po' vedo sulla porta d'ingresso delle ombre, pensavo fossero i miei cognati, qualcuno che venisse. Ho avuto un dubbio e non sono uscito da quella porta, sono uscito dalla porta di servizio che è sotto dove abbiamo il garage, e praticamente quando sono uscito mi è arrivato l'asciugamano in testa e là l'adrenalina, la forza, non lo so, mi sono girato di botta e li ho buttati via. La sua prontezza di riflessi gli ha permesso di affrontare a muso duro i due rapinatori, ma oggi trema al pensiero di quello che gli sarebbe potuto accadere se i suoi aggressori avessero seguito le modalità della rapina, così in base a quanto gli hanno riferito gli stessi carabinieri incaricati delle indagini. Quando ti mettono l'asciugamano addosso succede che ti portano dentro e dopo non si sa cosa succede, però speriamo bene, dai, non voglio neanche pensarci. E anche reagire, se ci penso adesso non avrei più reagito. Perché no? Perché mi fa paura, come uno poteva avere qualsiasi cosa in mano. Sono solo stato fortunato. I due delinquenti nella fuga l'hanno pure preso a calci, ma lui, scosso, minimizza. Mi è arrivato una cosa sullo stomaco, non penso sia stato un pugno, però alla fine un dolore un attimo dopo mi è passato. Dopo l'aggressione l'imprenditore racconta di come da sabato le sue notti si sono trasformate in veri e propri incubi ad occhi aperti. È riuscito a dormire la notte scorsa? Non ho mai dormito. No. Sebbene stravolto, oggi è già al lavoro. Da qui riaccende il dibattito sul tema della detenzione delle armi. Adesso ci penso e secondo me le armi ci vorrebbero, però bisognerebbe fermare prima delle armi. Bisognerebbe lavorare su tante altre cose in modo che queste cose non succedessero. Più severi nella pena, più severi su tutto. Ed è giunta poco fa proprio la notizia riguardo alla formazione di questo governo, all'Odissea. Mattarella ha confermato proprio in questo momento tutte le indisponibilità per formare il governo, e poi sempre Mattarella ha detto: governo non di parte, porti alle elezioni. Queste insomma le due notizie di ora. Invece andiamo avanti con la cronaca. Lavoratori agricoli sfruttati e sottopagati, con queste accuse i carabinieri hanno arrestato una coppia di imprenditori di Albignasego. Sentiamo. Un imprenditore agricolo di Albignasego di 49 anni in carcere, la moglie 48enne di origini romene agli arresti domiciliari e un collaboratore bengalese ricercato. I carabinieri li accusano a vario titolo di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, lesioni personali, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, mancato versamento di contributi previdenziali. Sono decine i lavoratori, in maggioranza bengalesi ma anche romeni e moldavi, reclutati e impiegati negli ultimi anni e poi, secondo le indagini, minacciati, intimoriti e sfruttati. Venivano reclutate da un intermediario che li prelevava direttamente all'estero e venivano poi avviati qui al lavoro con la promessa appunto di una retribuzione, di un alloggio, e poi venivano di fatto sfruttati sul posto di lavoro, costretti a lavorare secondo orari veramente pesanti, e anche purtroppo alcuni di questi hanno riportato degli infortuni. Secondo le accuse mosse dai carabinieri, i salari erano sproporzionati rispetto agli orari di lavoro, massacranti e praticamente senza il rispetto di riposi, ferie, sicurezza e igiene. In qualche circostanza abbiamo anche registrato che appunto per mantenere il ritmo lavorativo venivano sottoposti questi lavoratori ad una serie di angherie, sia dal punto di vista psicologico ma anche proprio dal punto di vista fisico, proprio per tenere così i ritmi elevati. I lavoratori ad esempio venivano ospitati in strutture degradate, fatti lavorare anche con temperature vicine allo zero. I militari hanno anche sequestrato beni per 600.000 euro. Ed ora ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria, rimanete con noi. Bene, siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con la cronaca. Lo skipper padovano Alfredo Giacon lancia un appello perché si faccia il possibile per ritrovare i due italiani dispersi al largo delle Azzorre. La famiglia di uno di loro vive in provincia di Padova.
Ancora nessuna notizia di Antonio Voinea, la cui famiglia vive a Bovolenta, disperso al largo delle Azzorre assieme all'amico skipper Aldo Rovello, e un appello per le ricerche arriva dal famoso skipper padovano Alfredo Giacon. 2 navigatori esperti italiani sono dispersi in oceano e proprio da oltreoceano io raccolgo lo straziante appello della moglie di Aldo di riprendere le ricerche. Il governo del Portogallo le ha interrotte come da protocollo internazionale. Io faccio la richiesta alla Farnesina di sollecitare nuovamente il governo affinché diano una risposta concreta su che cosa è successo. Non si può pensare che una barca di 14 metri e 2 persone di equipaggio siano sparite nel nulla, inghiottite dall'oceano come nelle più tremende leggende che avvolgono il mistero e il fascino delle grandi navigazioni oceaniche. L'inchiesta contro di lui per apologia di fascismo è stata archiviata lo scorso novembre. Ora Gianni Scarpa ha riaperto la spiaggia Punta Canna di Sottomarina e di riferimenti al regime ancora una volta non mancano. Punta Canna regnerà fino alla morte nell'ordine, pulizia e disciplina. Le foto del Duce non ci sono più, ma la storia non si cancella, afferma trionfante Gianni Scarpa, che ha riaperto per la stagione 2018 lo stabilimento balneare di Sottomarina, finito nella bufera la scorsa estate per alcuni cartelli inneggianti a Mussolini. E la storia qui sono io. Perciò l'immagine del dittatore è stata sostituita da quella dello stesso Scarpa, intento a fare il saluto romano, come mostra questa foto pubblicata dal Gazzettino. La Cassazione ha detto che il saluto romano non è più reato, ognuno saluta come vuole. Se uno saluta col pugno chiuso gli offro da bere, l'importante è essere educati, non avere maleducazione, poi ognuno è libero di pensarla come vuole. L'inchiesta contro di lui per apologia di fascismo è stata archiviata lo scorso novembre su richiesta della stessa Procura di Venezia che aveva aperto il fascicolo. Per i giudici si tratta di libertà di pensiero. La gente mi ha dato ragione, la gente mi vuole bene, qui non si tratta di fascismo e tutte quelle lì, qui si tratta di mettere regole e ordine, come ho sempre fatto io nella mia vita. Mesi fa Scarpa aveva annunciato di voler lasciare la gestione dello stabilimento per andare a lavorare sulla riviera romagnola, ma poi ha cambiato idea. Sono onorato, racconta, dalle offerte che ho ricevuto da parte di alcuni grossi operatori di Rimini e Riccione, ma il cuore, confessa con una punta di commozione, mi ha impedito di lasciare Sottomarina. E alla mia età mi fermo. Ed ora parliamo della 91esima adunata nazionale degli alpini. Iniziato il conto alla rovescia, dalla Marca raggiungeranno Trento oltre 4.000 penne nere. Intanto alcuni gruppi sono già partiti, qualcuno a piedi, altri in bicicletta. Ormai è davvero iniziato il conto alla rovescia per la 91esima adunata nazionale degli alpini. A Trento sono attese oltre 500.000 penne nere, dalla Marca ne arriveranno 4.000 e già qualcuno si è messo in marcia. Ci sono persone che partiranno da Castelfranco e da Preganziol a piedi e da Montebelluna in bicicletta per raggiungere Trento venerdì. Quindi è un grande ammassamento felice, portando gioia e pace soprattutto, perché visto l'anno del centenario e la chiusura del centenario, quello che vogliamo portare è pace. Intanto da Treviso sono partiti anche 37 penne nere per raggiungere Trento e sistemare e pulire un'area che si trovava in stato di degrado. Qui si sistemeranno 5 gruppi trevigiani. Da giovedì saranno tutti già super attivi. Per quest'anno il tema della adunata è la scritta del DOS: per gli alpini non esiste l'impossibile. Treviso si presenta col suo striscione Alpini senza confini. Una grande festa come solo gli alpini sanno fare, tra canti, colori e tanta allegria. Tutto pronto per dare il via a questa adunata. Ci aspettiamo grande calore, come abbiamo avuto qui a Treviso, grande affiatamento anche da parte della sezione di Trento nell'accoglierci e niente, una grande festa ancora. Si partirà con l'alzabandiera la mattina in Piazza Duomo, poi prima tappa a Rovereto alla Campana della Pace per onorare i caduti. Il pomeriggio arriverà alle 17 la bandiera di guerra del reggimento alpino, poi avremo il sabato con la messa ufficiale in onore a tutti i caduti e poi domenica con i festeggiamenti vari. Molte penne nere sono già in viaggio, come il gruppo di Preganziol che è partito questa mattina a piedi. E anche degli alpini si parlerà questa sera nella nostra trasmissione 20 e 10, il titolo Alpini adunata a Trento nel weekend. In studio il generale Renato Genovese, presidente
Coa Trento 2018. Subito dopo la trasmissione Ring, in studio Alessandro Luigi Bisato, segretario PD Veneto, Roberto Ciambetti della Lega, Cristian Ferrari, segretario della CGIL del Veneto, Angelo Cimarrosti, giornalista. Il titolo: Governo si vota l'8 luglio. Questa insomma era la nostra ultima notizia e vi lascio alle previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito e buona serata. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti. Ben ritrovati al meteo. Tempo inizialmente buono, poi qualche disturbo sulle nostre regioni. Nel dettaglio, sul Veneto sarà bel tempo al mattino con ampio soleggiamento e con il cielo che si presenterà al massimo poco nuvoloso. Col passare delle ore più nubi sul Bellunese, sul Vicentino e anche sul Veronese, anche con qualche piovasco associato. Temperature in lieve aumento, minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi compresi invece tra 22 e 26 gradi. Situazione simile sul Friuli Venezia Giulia, dove anche qui al mattino sarà soleggiato un po' su tutti i settori. Dal pomeriggio qualche addensamento potrà verificarsi sui settori alpini in genere, anche con occasionali rovesci associati. Temperature minime tra 13 e 15 gradi, valori massimi tra 25 e 26 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige. Tanto sole nella prima parte della giornata, ma dal pomeriggio aumentano le nubi un po' ovunque sulla nostra regione, anche con qualche temporale a carattere sparso, più spazi soleggiati sui settori di confine. Le temperature minime saranno comprese tra 11 e 13 gradi, i valori massimi invece si attesteranno tra i 27 e i 29 gradi circa. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci. Imperdibile offerta da Fresco e Vario. Lunedì 14 e martedì 15 maggio sconto 20% su tutti i prodotti.